Una carica di circa 2000 partecipanti ha illuminato questa sera i Colli Euganei. Partiti dal centro sportivo euganeo di Bresseo, i partecipanti, adulti, bambini o a quattro zampe, hanno percorso a ritmo libero i 5 km del percorso fino a tornare al centro euganeo, dove poi la serata è proseguita con il Silent Party. Nata nel 2014, la Fluorun si propone come evento per promuovere il benessere e la felicità legata al movimento. Negli ultimi anni la popolarità e i numeri sono aumentati, portando la Fluorun in tournée. Soddisfatti dell'evento anche assessori e sindaco di Teolo presenti alla starting line e che non hanno mancato di complimentarsi con tutti per la buona riuscita di questa iniziativa. Fisherman Channel News, Teolo.